Buonasera a tutti amici di Ferro Team. Questa sera ci troviamo al Tiama Bistro, Cocktail Bistro per la precisione, a Mestrino in provincia di Padova. Questa sera siamo qui per la seconda selezione di Miss Principessa d'Europa Veneto, condotto dalla meravigliosa Ambra e dal fantastico Stefano. I preparativi si stanno ultimando e tra pochissimo inizieremo. Rimanete sintonizzati fino alla fine per conoscere, se sarà possibile, tutte le ragazze fasciate nella nostra intervista. A dopo! Quindi direi stasera abbiamo in gara 18 concorrenti tra pacchi dell'ultimo secondo e aggiunta dell'ultimo secondo. Io direi di accogliere le nostre miss. Faccio una premessa solo. Certo. Tra le 18 miss ci sono ragazze miss che non sfidano oggi per la prima volta, sono piccoline. Al bisogno di sostegno vi chiedo un bel battimani sempre. Uscite come al solito e poi vi preparate per la prossima uscita, perché l'abbiamo fatto un po' a tradimento questo serpentone, va bene? Date ok? Ok, andiamo. Un bel applauso per le nostre liste. Allora, la prima uscita sarà in abito elegante portato dalle ragazze per far vedere la loro identità. La giuria voterà dall'1 al 5. La seconda uscita sarà con il costume nero portato sempre da loro e andremo a votare la fisicità. Nelle due uscite verrà votato anche il viso, perciò ci saranno 3 votazioni da parte della giuria, il voto da 1 a 5, la somma e poi andremo a fare i collegi per vedere chi è la vincitrice. Possiamo iniziare con le miss. La prima uscita in abito elegante, per cui è un comportamento e ovviamente la figura. Iniziamo con concorrente numero 1, Giulia Carato. La seconda è Noemi Cato. È il turno della concorrente numero 3, Giada Zonta. La numero 5, e potevo fare una gaffa, è Ale Baggio. Passiamo alla concorrente numero 6, Francesca Rossi.
La numero 10, Eva Salvato. Concorrente numero 10, Alessandra Forenza. La numero 11, Marta Calore. Concorrente numero 12, Azzurra Pizzeri. La numero 13, Rossella Pezzolo. È il turno della concorrente numero 14, Elena Marangon. La numero 15, Giada Rigonna. Concorrente numero 16, Valentina Calderan. Numero 17, Roberta Rizzo. Passiamo alla concorrente numero 18, Vanessa Masiero. La numero 19, Alice Santorin. Bene, Finita la prima parte del concorso, vedo che le ragazze sono pronte in costume.
questa è l'ultima. Iniziamo quindi con 2 sfilate, momento moda. Iniziamo da Mio Bikini. Mio Bikini è un brand di costumi. Una sfilata di seta e sogni.
diciamo che creare questi outfit e abbinare il tutto con gli accessori non è una cosa semplicissima. Questi sono veramente dei capolavori che, conoscendo musica anni, sono facilmente grandi passioni. Anche l'abito di Antonella è tuo? Sì, no? Sì, anche l'abito di Antonella è tuo. Bianco con bianca. Ricordati che non ti ricordo più una parola. Grazie Giusy, grazie Giovanni, che ovviamente ricordiamo anche lui, è un po', diciamo, possiamo dire il braccio destro. No, Giovanni è l'autista. Vorrei prima ringraziare tutto il nostro staff, a partire dai fotografi della serata, Paolo Stramare, Fabio Gottardo, soccommissaria dietro con le ragazze, Fabio Gottardo, Federico Bolzogna, video Mario Bonesi di Geniferro Team con Giulia Urbinati, Sara, Giada e Simona per la direzione backstage, Mattia per aiuto scenografia, i DJ Roberto e Roberto, le cantanti Aurora e Valentina, e abbiamo tenuto per ultima, già detta, se mi ascoltassi ogni tanto, abbiamo tenuto per ultima, ma non per importanza, anzi, una ragazza che ha iniziato a fare le foto con noi e si chiama Amy. Amy, vuoi venire un attimino che ti presentiamo? Dov'è il papà di Amy che mi fai la foto? Lei è giovanissima, super applauso ad Amy. Detto ciò, ringraziamo. Grazie Amy, vai a prendere la macchina fotografica. Ovviamente prima di chiamare le ragazze ringraziamo anche Tiama, questa favolosa location, mentre si mangia bene a Tiama, si mangia bene. Dovete sapere tra Judith, che no amore non ti chiamo, non ti preoccupare, Tonino e tutti i ragazzi di questa fantastica location sono veramente di una gentilezza incredibile, quindi sicuramente torneremo qui se ci vorranno, se non ci facciano via e niente. E farei un applauso a tutto lo staff. Grazie mille. Grazie dell'ospitalità. Abbiamo le ragazze pronte in costume, sono tutte pronte, vi fate un check, un sì, non è? Ok. Vai! E siamo arrivati al momento clou della serata, la premiazione, dove ricordiamo che sia Miss che Lady verranno premiate assieme. L'ordine delle facce è un ordine assolutamente sparso, non è in ordine diciamo cronologico, è in ordine di voto, ma ovviamente le prime di ogni categoria sono le prime di ogni categoria, quindi su questo non c'è dubbio. Iniziamo con Ho perso Stefano nella Bolgia. No, io ci sono chiudiamo e adesso è il momento blu. Un ultimo applauso per tutte queste bellissime miss. Allora, noi ci dobbiamo mettere in mezzo, ci dobbiamo mettere Come qua, perché Mario, poverino, non ci prende e porteremo a fasciare le Mi ragazze. ha detto che se anche non prende me. Ragazze, non sfilocciate, mi raccomando. Iniziamo con la fascia Miss Mio Bikini. Chiamiamo a fasciare Roberto Carraro. E facciamo un applauso a Roberto. Dove sei? Cosa ricevono? Ricevono uno shoot in omaggio offerto da Fabio Gottardo e un buon omaggio offerto da me medesima, Greggio, per consulenza di immagine. Le ragazze dentro le scatoline ho scritto Ambra Greggio. Che posso assicurare che come consulente di immagine è bravo. Dai, dipende come mi sveglia la notte.
una finalista regionale. Esattamente, tutte le finaliste regionali le troveremo dove? Il 5 agosto a Villa Monis a Cavarre. Esatto. Location da Padova, come questa e come tutte le location in cui ascoltano le nostre selezioni. Prossima fascia di estetica cocoa Dagamo, quindi per le lady. Chiamiamo a fasciare Safa e Simona, ovviamente del centro estetico cocoa. La numero, allora la Miss Diamond è la numero 3, Giada Giorgia. Esatto. Un applauso a Giada che sei, eccola qua. Sotto le luci del palco, con il sorriso che incanta, ogni sogno un battito, ogni passo una danza. Alza le mani, senti l'energia, questa è la nostra. Un applauso a Giada. Ogni sguardo è per noi, mi stringi il pensiero. Prossima fascia è una fascia doppia, vale a dire che c'è una fascia per la Miss e una fascia per le Diamond. Ma tu vieni da me o insieme? Chiamiamo quindi a fasciare Anton Vata e Francesco Castaldello. Le fasce, devi dire le fasce a Giada se non lo sa. Miss Steam. Miss Steam. Andiamo, ecco insieme. Siamo stelle che brillano nel cielo della sera, le mani. Per ogni concorrente che prenderà questa fascia riceverà un corso di portamento a un costo agevolato, shooting offerto da Amy Bosco, la nostra pupilla, e 2 cosmetici firmati Amati. 2 cosmetici firmati Amati. È un sacchettino beige. E gli shooting di Amy Bosco. Bravissimo. E dovrebbero esserci delle buste. E io Parliamo Miss Steam, vince la fascia Miss Steam la numero 15 Giada Rigon. ciao Giada. Bellezza che sfida ogni regola, dentro uno sguardo c'è tutta favola, non sono solo volti e corone, ma fuoco vivo, tempeste buone. Fascia Miss Steam Diamond è la numero 9, Eva Santato. Come memoria, ogni scatto è un pezzo di storia, luci, applausi non sono tutto, la bellezza è ciò che hai vissuto, principesse del fuoco e dell'oro, rompono il buio, creano il coro, con i tagli. A sentimento, vediamo cosa scegli. Chiamiamo a fasciare Filippo Valente Shortino, a sentimento lo chiamiamo così. Miss Sport Padel riceverà la Miss in questione un buono offerto da Mr. Padel Mestrino per l'utilizzo del campo e uno shooting offerto da Amy Bosco. Miss Sport Padel è la numero 12, Azzurra Pizzeri.
Passiamo alla fascia Miss Juicy Store Manichini Style. Chiamiamo a fasciare Giusy e Giovanni, ovviamente. La Miss in questione riceve un omaggio offerto dalla Juicy Store Manichini Style e uno shooting offerto da Fabio Bottardo. Miss Juicy Store Manichini Style è la numero 13, Rossella Perizzolo. Chiamiamo a fasciare un amico. Paolo Campiglio, anche lui offre doppia fascia, quindi Miss e Diamond. Iniziamo con Diamond, in questo caso riceveranno entrambi un buon Amazon offerto da Claire e uno shooting omaggio offerto da Federico Bolzoni. Miss da Claire Diamond è la numero 11, Marta Calore. Federico. Certo. Ovviamente aspettiamo alla finale regionale 5 agosto. Le raccomando che sono le auti. Hai cambiato casa? Ma che sei? Va bene, grazie. Passiamo, Paolo rimani qui, passiamo adesso alla fascia Miss da 3. Vince la fascia Miss da 3, la numero 14, Elena Marangoni. Ricorda che Paolo otterrà il visto della sua fascia con un buon anno. Anno 5 agosto 2009. Bene, siamo. Passiamo ora alle fasce che giocano in casa, direi. Perché abbiamo Miss MBM Impianti. Ragazzi, voi siete seduti, però Dennis e Michele devono lasciare. Iniziamo con Miss MBM Impianti Diamond, fasciata da Dennis. Vince la numero 18, Vanessa Masero. Bene, tocca a te. In centro, fate tante foto che poi lo tagliamo tutto. E facciamo la numero 19, Alice Santolini.
E adesso Passiamo passiamo alla prima finalista, anzi la seconda finalista nazionale di quest'anno. E ricordiamo, forse non l'abbiamo mai detto stasera, finale nazionale 4 giorni a Rimini con... Allora mica che io non ti ascolto, pensa a te, che non mi... pensa che bellissima sera. Come facciamo a lavorare insieme non lo so. Iniziamo quindi a chiamare, grazie Simone, esatto, chiamiamo sempre Antonella Sorino che è prontissima e Anton Batta, quindi una volta, Anton magari non so, dentro la corocina, sì, Dovrebbe essere la fascia. auto 27. Consegniamo la fascia ai nostri giudici, grazie Samba. Fai un applauso anche a Samba così vediamo se la cominciamo a dimostrare. E quindi la nostra vincitrice della serata. Facciamo un bel vince Miss Tiama, la numero 16, Valentina Andrea. Allora, la nostra parte, Maria, tutti i buoni per tutte le ragazze, Samba. Ovviamente, come ribadiamo sempre, le giurie cambiano praticamente ogni sera. Chi non ha preso la fascia oggi può arrivare prima la prossima volta. È successo anche a me quando ero giù in cella come voi, quindi nulla è perduto, anzi prendetelo come stimolo per partecipare con noi perché noi siamo simpatici e vi accogliamo sempre. Facciamo un applauso grossissimo a tutte le liste che hanno vinto al gruppo per la prossima selezione. Non scoraggiatevi perché avendo il continuato di passaggi importanti comunque nel finale regionale. Assolutamente sì, anche perché in finale regionale passano tantissime ragazze alla finale nazionale. L'anno scorso, ripeto, abbiamo vinto il titolo nazionale, abbiamo vinto 5 fasce su 12 nazionali e abbiamo portato 16 miss a Roma. L'anno prossimo le porteremo. Passiamo alle foto di rito. Noi salutiamo tutti quanti, ringraziamo tutti i presenti. E bentornati amici di Ferro Team, abbiamo ufficialmente finito la tappa, ne sono state fasciate tante ma noi andiamo direttamente al succo perché noi intervistiamo non una ma ben 2 coroncinate della serata, con la prima che è Miss Principessa d'Europa Diamond, la nostra Roberta, che è arrivata e fa: mamma mia, da una vita che non lo faccio, speriamo bene. Track, corona, perfetto. Direi che ti è andata molto bene. Ma prima, dato Direi che di sì. sei da tanto che non sei su questi schermi, prego, ti tocca la gogna, vai. Mamma santa, comunque buonasera a tutti, sono Roberta Rizzo, vengo da Padova, ho 26 anni, fra un poco ne faccio 27, quindi sono un po' una nonnina, dai, diciamo, mettiamola così. E finalmente sono riuscita a vincere dopo tanto tempo. E nella vita faccio scarpe di alta moda, continuo a farle perché purtroppo la mia vecchia ditta è fallita e quindi sono andata da un'altra parte, però faccio le Golden Goose, sono penso ben amate Beh, da sono, tanti giovani. sono apprezzate da molti, possiamo definirla così. I tuoi hobby? Saluto anche il mio capo Claudio che tanto penso mi starà guardando. Ciao Claudio, buona serata, speriamo che tu sia molto contento della tua dipendente. Esatto.
I tuoi hobby? Il mio hobby è organizzare feste e farle a tema, giustamente, perché la mia festa preferita è Halloween, l'horror a me piace tantissimo. Ecco, quindi- perfetto. Potresti andare d'accordo con mia figlia serenamente. Per lei è Halloween tutto l'anno. E poi vabbè, faccio palestra per quel che posso e Dietro un impegno e l'altro. Invece, adesso vogliamo sapere, primo, a chi dedichi la tua vittoria? la mia vittoria la dedico giustamente anche al mio ragazzo che mi supporta e che è dietro a Mario, che però non si può vedere. Che o mi forse sì, supporta non e si che mi sa. sopporta. È sempre vabbè, quella linea dai. un po' sottintesa con i poveri fidanzati delle Miss. Perché voi ovviamente non li vedete mai, ma ci sono queste ragazze belle, bellissime, ci scrivete in tantissimi, ma possiamo assicurarvi che purtroppo per voi sono quasi tutte impegnate. E non da meno voglio ringraziare anche la mia cara mamma perché mi segue dovunque e ovunque. Vabbè, giustamente, senza da le sempre, mamme. da quando avevo 14 anni, quindi E allora siamo più che felici, questa sera li portiamo a casa, la svegliamo. Mamma, ho vinto la coroncina. vabbè, era qua con noi, quindi l'ho Ah, è a vinto. posto, non l'ho neanche vista, Sì, è andata perché fatalità. dovevo andare al mare, quindi domani mattina. Ha ragione, per quanto mi riguarda ha ragione. Bene cara, io ti ringrazio, ci vediamo Grazie a te, sicuramente alla finale. Sicuramente. Quando è? È il 5 di Giusto. Mattia? Agosto. Il giorno prima di partire per andare giù in Sicilia dalla suocera, quindi Perfetto, guarda, vedi, meglio è proprio così. tutto fatto, vedi che sti eventi fa tutto che cade proprio a pennello, apposta su misura per tutti. Bene Roberta, ti ringrazio e ti congediamo. Grazie. Buona serata. Ciao Giulia. E noi continuiamo perché adesso abbiamo Miss Principessa d'Europa Ti Ama che andrà direttamente alla finale regionale del 5 agosto per aggiudicarsi il posto nella finale nazionale che ci sarà a Rimini. Abbiamo detto tutto? Sì, Abbiamo detto sì. tutto, Gobbo? Perfetto, e allora direi che presentiamo questa splendida ragazza, prego. Buonasera a tutti, sono Valentina Calderan, ho 16 anni, vengo da Pordenone e sono una studentessa e pratico equitazione. Vabbè, allora tu sei una donna che non ha paura di niente perché portare animali di tonnellate vuol dire che sei una donna che non ha paura di nulla. Benissimo, quindi porteresti questo come talento? Sì, Beh dai, allora, sì. organizzatori nazionali di Miss Principessa d'Europa, sappiate che dobbiamo trovare anche un posto per il cavallo. Giusto. Per il cavallo, perché giustamente voi avete la prova talento e giustamente uno porta il suo talento. Il suo mangia tanto, ha bisogno anche di un po' di paddock, però penso che riusciremo a trovarci un posticino, Sì, corretto? sì. Sì, in qualche modo si farà. Certo. Bene, come ti sei sentita in questa serata? Benissimo, mi sono divertita tantissimo. Sei emozionatissima Sì, ancora, sì, ancora non hai realizzato, sì. l'hanno chiamata era io. No, ad essere sincera, me la sentivo già stamattina. Ah, ok, è ripartita già con le Sì, vibe giuste. Perché avevo la già faccia al momento è l'obiettivo. stata tipo cervin tangenziale quando sai quando vede il fari della macchina. Sì. È stata un po' quella, quindi o forse perché hai detto no, vabbè, ci ho azzeccato. Forse per quello, Sì, può ecco. darsi. Allora sei streghetta. Allora la prossima volta fuori dalle telecamere predicimi un po' il futuro Va che mi bene. serve sempre. Certo. Bene, noi ringraziamo la nostra bellissima Miss, ma tanto non vi preoccupate perché avremo delle grandissime sorprese per voi insieme a Miss Principessa d'Europa, quindi non finisce mai qui. Buona serata e ci vediamo tra pochissimo con Ambra e Stefano. E abbiamo finito e ci ritroviamo ovviamente con i patron, i presentatori, i giullari di corte anche per intrattenere nei momenti di buco. I pinguini, perché voi non li avete visti camminare, ma sono uno che va a destra e l'altro che va a sinistra. Un male. Ormai si muovono a cerchio. Ambra e Stefano, come è andata questa serata? Non liscissima, nel senso Quando mai piena di son intoppi, lisce? Qualche ma è piccolo andata. intoppo, Sì, qualche piccolino, però basta portare a casa la serata, che vada bene, che le ragazze stiano bene. Quello siano assolutamente. contente. Beh, diciamo che secondo me da applausi è andata molto bene. Sì, Il pubblico poi è stato erano molto coinvolto. le ragazze contente. Diciamo che le ragazze erano educate, rispettose, tutte meritevoli. Che è Quello la sì, cosa infatti più è stato un importante. peccato veramente sì. alcune non dar la fascia secondo me. Poi anche la location è stata molto bella, è stata anche ben organizzata, è un posto molto particolare, molto insolito. Diciamo che solo voi riuscite a trovare questi posti, tirarli le fuori dal giraffe, cilindro. dove le abbiamo portate Sì, ma stasera? infatti Tra mi le sono sentita giraffe. molto nella giungla, devo dirlo, Il problema è che poi noi facciamo le cose fatte benino, non dico bene perché sennò poi ci dicono che siamo valitosi e poi vengono gli altri.
Allora io direi che subito al Tiama gli facciamo il contrattino in esclusiva. L'abbiamo già Comunque fatto, l'abbiamo già fatto. abbiamo lanciato non la freccia, tutto l'arco stasera. Ci siamo già alleati, siamo Ecco, già allora. papà e ciccia con il locale. E allora va benissimo perché qua veramente si possono fare delle cose molto belle, perché voi avete visto solamente la parte interna, ma vi possiamo assicurare che la parte esterna era altrettanto bella, ma non è tutto questo caldo, non è un giugno particolarmente caldo. Taci che non ha piovuto, perché vedevo Nuvolette. stelle per fortuna in questo momento. Esatto. No, in realtà è andata bene alla fine, nonostante tutto quello che può succedere in diretta, tanti un po' di intoppi ci stanno sempre, pacchi dell'ultimo minuto non ne parliamo, però Quelli sono sempre fastidiosi e fa molto e le fastidiosi. ragazze non impareranno mai che per educazione, se non arrivi, avvisi, ma non 2 minuti dopo. però a parte appena questo, puzzatina. Un altro arco lanciato. Sì. A parte questo, comunque le ragazze che partecipano, noi puntiamo tantissimo sul rispetto, tantissimo sull'educazione, e le ragazze di stasera brave. Sì, no, non io c'è devo- nulla da dire. Allora ti nulla. dico, io me lo sono fatta anche abbastanza qua, un po' a spiare lo spogliatoio. Devo dire, le ragazze sono state tutte abbastanza coinvolte, educate, Sì. molto, Sì, sì. molto. Anche quelle che hanno fatto proprio la prima serata, Sì. la prima Ce n'erano volta, parecchie, tantissime che hanno Sì. partecipato per la prima volta. E l'altra cosa brave. che ci teniamo è che l'ambiente sia familiare e Quello amichevole. sì, quello sì. Poi, Esatto. sempre per gasarci un attimo, che abbiamo bisogno sempre di caricarci, Ma siamo certo. i primi a livello nazionale, per idee nostre, che presentano Miss Principessa Diamond. Perciò da domani ci mettiamo alla ricerca di ragazze, di Miss dai 26 ai 40 anni che hanno voglia di mettersi in gioco. Ecco, vedi, una con novità noi- che avete solo voi, anche questa. Siamo Abbiamo partiti proposto Siamo noi, partiti dopo, noi. però adesso in tutta Italia c'è. Ok. Sì, però siamo stati i primi. Gli Siete astronauti. innovativi, Abbiamo siete messo innovativi. Il piedino sgonfio, sgionfo. Quello del preserata, non quello del post. Sì, esatto. Però adesso parliamo di una cosa importante. Allora, le tappe siamo agli sgoccioli, possiamo No, dire. siamo Ma all'inizio. no, Sì, ma però dai. a livello di mesi, Stefano, guarda che domani è il 5 Domani agosto, è luglio, è vero, agosto, abbiamo- ma siccome noi siamo gente che lavora tanto, ne faremo 3 a giugno. Sì, Perché inclusa questa, sono 3 a Inclusa giugno, questa. 2/3 a luglio e poi due ad agosto. e 2 ad agosto. Cioè, da morire. Però da morire. Ricordiamo che questa povera col donna è caldo. anche madre di famiglia, comunque in Esatto. tutto questo. Cioè, arriva già stufa, hai capito? È madre di famiglia di un maschietto e chissà Sì. sa. Stasera è venuto anche a vedermi. A una certa fa: mamma, Vado a casa. vado a letto perché qua sono stanco. Ho detto: amore, hai ragione. E però- comunque il genitore di un maschietto è una fortuna, vero Mattia? Ma Mattia sorride, annuisce Aspetta da altri tutta la 2 anni, sera. dopo te lo metto a mettere sui roll up. Va bene, altri 2 anni, dai, giusto per non schiavizzarlo, però è bravo. È tutta ti aiuta. conduzione Avete i ricci familiare tutti e qua. due. È qua tutta sì, conduzione abbiamo conduzione familiare, familiare bellissimo, noi. È per quello che bellissimo. forse siamo più affiatati sicuramente. Sicuramente, E dopo siamo un po' di più empatici, più famiglia. Sì, sì. create un ambiente sicuramente più familiare. diciamo informali, anche se noi vogliamo veramente No, ma- rispetto. Ci vorrebbe un Mattia in ogni concorso, io su questo sarei d'accordo. Sì, no, Mattia bisogna dire Matti. che è un jolly incredibile. Io l'ho visto correre adesso è finito tutta la sera. Amore, ti dobbiamo clonare. Ok? Sei Stefano, contenta già? dai forza, farne un altro. Già adulto, ovviamente. Ah, non vuole. Eccolo qua, Oh, è il eccolo. nostro tutto fare, Manny tutto fare. Perché No, lui dà Matti i è una fiori, dà le risorsa. fasce, dà Sì, tutto, sì, Mattia. sì, Poi oggi con la Se c'è scusa da che non correre- ero proprio in forma, diciamo che mi ha dato un Beh, se c'è da correre, Matti, lei pronti? Ma io mi ricordo, Mattia, le prime volte che l'ho visto, era proprio, lo vedevi che non aveva ancora l'appeal che adesso, era un po' più acerbo, invece adesso è cresciuto è tantissimo. un ometto quasi. Sì, stai diventando grande, Matti. Vabbè, ma adesso dai che adesso devi diventare sempre più grande. E poi gli lascio il posto. Poi gli lasci il posto. Esatto. Adesso è abituato. Possiamo andare avanti io e te dopo perché tuo papà, poveretto, guarda come è preso. Alla prossima cioè. caduta dal palco, ragazzi. La prossima caduta al palco non mi vedete più. Sto calmo e buonanotte. Bene, ragazzi, Va allora bene. io direi che diamo la buonanotte. Esatto. E facciamo un piccolissimo spoiler. Piccolissimo. 19 giugno, Sì. Green Night a Cadoneghe, che piazza. sarà
un evento spettacolare. In piazza pieno di gente, quindi assolutamente da non mancare. Sarà meraviglioso. Sì. Bene, direi che con questo vi diamo ufficialmente la buonanotte alla prossima tappa di Miss Principessa d'Europa. Grazie a Gidiferro Team. Grazie a voi per mille a volerci te sempre. E grazie a Mario. Grazie mille. Ciao. Ciao a tutti, buonanotte.